e mi sono ricordato di tempo vero bello. Capata mi incullava pasture e casarella. Ero presepe nostro, che ogni anno rinnovavo. Povero picchiariello, quanto ci faticavo. Steve innuttato intero perché la chiara all'occhio e la scatola che imbroglia sempre un coppetto di luce. Ecco l'atmosfera sacra e familiare che si respira nelle strade di Napoli. Quella Napoli nascosta ma verace, che fa del presepe non solo il simbolo della festività, ma l'emblema di un'intera cultura. Nel calendario liturgico il Natale viene festeggiato il 25 dicembre ed in quella data la Chiesa ricorda il neonato Gesù contrapponendo questa festività cristiana alle feste pagane del solstizio d'inverno. Ma c'è una strada nel centro antico di Napoli nella quale il Natale lo si rivive ogni giorno. Via San Gregorio Armeno, regno incontrastato del presepe napoletano. Via San Gregorio Armeno, la strada dei maestri pastorai, prende il nome dalla vicina chiesa fatta costruire nel 700 d.C. Le affumicate botteghe, le tipiche bancarelle, il loro colore, il vociare dei venditori, le lunghe contrattazioni dei clienti alla ricerca di un determinato pastore danno vita ad una città nella città. L'aria che si respira in questa via, specialmente nei giorni che precedono il Natale, è un'aria da fiaba. Rasentando le antiche mura cariche di storia, si viene magicamente proiettati in un mondo a parte, un paese che sembra librarsi sui ricordi di vecchie leggende napoletane. La strada si chiamava un tempo Via del Pozzo Bianco, poiché lì vi era situato un pozzo, e si racconta che una colonia di sanguisughe infestasse le sue acque. Ma Virgilio, il sommo poeta, stimato allora più come mago, le annientò con un suo sortilegio. Via San Gregorio Armeno, una strada ferma nel tempo, scandita dai lenti e precisi movimenti delle mani dei pastorai, che carezzano la creta come un amante e, perseguendo antiche tradizioni, danno vita come per magia alle innumerevoli figurine che popolano il presepe. L'acciottolato si arrampica quasi a fatica tra quei vetusti caseggiati che furono un tempo monastero delle suore basiliane, le quali vennero a rifugiarsi proprio nella città partenopea, portando con loro la preziosa reliquia di San Gregorio, primo patriarca d'Armenia. Giunti alla fine della salita, ecco apparire l'imperiale piazza che fu sede dell'Agorà, quindi la chiesa di San Lorenzo Maggiore, scrigno di preziose testimonianze architettoniche, luogo d'incanto per il Boccaccio, che lì incontrò, innamorandosene pazzamente, la dolce ed enigmatica Fiammetta. Via San Gregorio Armeno, una strada ferma nel tempo, un tempo passato, un tempo presente, un tempo futuro, lo stesso tempo che aleggia su di un presepe. L'idea di rappresentare scenicamente il mistero della Sacra Natività risale al I secolo d.C. Infatti, non pochi ritrovamenti archeologici hanno portato alla luce pitture rupestri che rappresentano appunto Maria ed il bambino Gesù. Si tratta di semplici pitture, nelle quali comunque traspare l'amore ed il fascino che ha sempre nutrito il popolo di Dio per il sacro evento della nascita di Gesù Cristo. Ma le interpretazioni artistiche sulla Natività sono di diversa natura, sia tra secolo e secolo, sia da nazione a nazione e sia da regione a regione. Tra le quiete mura del monastero di Montevergine, che troneggia sul Monte Partenio in Avellino,
i Pii monaci hanno raccolto un'interessante collezione che potremmo etichettare col nome di Il presepe nel mondo e nel tempo, e che, come vedete, mostra come questa passione artistico-artigianale sia stata espressa dalle varie culture e nei secoli. Le nazioni che più coltivavano questa tradizione furono la Spagna, la Francia e l'Italia. In Italia il presepe raggiunse il maggiore successo nel 1700. Quel Settecento napoletano, opulento e caotico, baroccamente sfarzoso, anacronistico e vilipeso, odiato ed amato da artisti di tutto il mondo, suggerisce, dà spunti e si inserisce di prepotenza nel mistico presepe. Ed il promotore, l'innovatore, il mecenate di questo avvenimento è sicuramente Carlo di Borbone, primo re della dinastia borbonica napoletana. Ma prima di parlarvi del Settecento napoletano e dei suoi favolosi pastori, è bene fare qualche precisazione. In Italia, i primi presepi si ebbero in Roma e precisamente in San Pietro in Vaticano. Ed in Santa Maria Maggiore, dove è conservata la preziosa e sacra reliquia della culla di Gesù, portata da Betlemme a Roma sotto il pontificato di Papa Teodoro I. Poi, nel 1223, a Greccio, un ameno paesino nella valle di Rieti, San Francesco ideò il primo vero presepe. Un folto bosco di lecci, una grotta scavata nella roccia, e il santo liberò la sua fantasia. E proprio in questo luogo fu eretto il santuario che ancora oggi possiamo ammirare. A questo punto la storia diventa frammentaria e le notizie non sempre sono precise. Si sa che nel 1330, per esempio, un presepe venne costruito per le Clarisse di Santa Chiara in Napoli, però documenti precisi non ne abbiamo. Si sa anche che San Gaetano nel 1500 costruì un altro presepe, ripeto, però notizie precise non esistono. Comunque, intorno a questi anni bisogna collocare la nascita del presepe napoletano. Si trattava di presepi con grandi figure, come queste che state ammirando, custodite nella chiesa del Gesù Vecchio, allestito nel 1800 da Don Placido Bacher. Alcuni di questi pastori della scuola del San Martino facevano già parte del presepe del monastero di Donna Albina. Altri furono invece fatti modellare dallo stesso Don Placido da noti artisti come Ingaldi, Celebrano, Trilocco, Leonetti. O come queste, di grande importanza storica e artistica, che si possono ammirare nella chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina.
Si tratta di 5 statue in legno policromo, facenti parte del grandioso presepe del San Nazzaro, scolpite nel 1500 dal celebre Giovanni da Nola. Come avete visto, i presepi napoletani proponevano figure statiche e a grandezza naturale. Ma arrivato il Settecento e l'illuminato re Carlo di Borbone, il presepe napoletano avrà la sua definizione artistica e napoletana. Dovendo parlare di Carlo di Borbone, abbiamo preferito farlo davanti a uno dei tanti monumenti da lui voluti e fatti realizzare, la Reggia di Caserta. Si deve dire innanzitutto che Carlo di Borbone, unitamente all'amore per la caccia, le arti e l'interesse per il suo popolo, ebbe un trasporto commovente per la famiglia ed un amore intensissimo per la moglie, la giovane regina Maria Amalia. Tra i due ci fu sempre una grandissima intesa, per cui quando padre Rocco, un pio frate che visse per la Chiesa e per il popolo napoletano, propose al re di interessarsi al presepe, la regina non solo ne fu partecipe, ma addirittura instancabile operatrice. Abbiamo visto che fino ai primi anni del Settecento le figure dei presepi erano in legno ad altezza naturale ed in posa statica, ma poi in quel secolo avviene la prima grande trasformazione ed animazione. I maestri pastorari scoprono l'adozione di giunture. Quindi costruiscono manichini avvolgendo della stoppa intorno ad un'anima di ferro. Applicandovi poi la testa, e gli arti in terracotta. Gli artisti che si distinsero in quel periodo furono Michele Perrone, Giuseppe Pivano, Lorenzo Vaccaro, Andrea Falcone, Nicola Fumo, Bartolomeo Granucci, Fortunato Zampini ed altri. Un'ennesima svolta si avrà poi quando questi artisti stabiliranno una definitiva misura dei pastori, che varierà dai 35 ai 40 centimetri. Infine, si adotterà invece del legno la creta. Con l'adozione della terracotta e le giunture snodabili, i pastori acquistano slancio e morbidezza espressiva.
A questo punto è bene ritornare sulla figura del re Carlo di Borbone e sulla splendida figura di padre Rocco. Il consiglio di padre Rocco al re tendeva solo alla propaganda religiosa, se non che il presepe, invece di sollecitare mistici proponimenti, sollecitò l'estro e la fantasia dei napoletani. I racconti evangelici vennero stravolti e degli antichi testi rimase solo l'episodio centrale della Natività. Alle arabesche scene del lontano Oriente si sostituiranno le assolate e vocianti regioni del Sud Italia e le atmosfere che si respireranno propongono colori e calori rubati alle tele di Salvator Rosa e Aniello Falcone. Dalle rovine di Ercolano, i cui scavi furono iniziati proprio da Carlo di Borbone, viene copiato un tempio e tra i ruderi di questo tempio pagano prendono posto Maria, Giuseppe e i bambini, i due dell'asinello. Intorno al tempio però c'è Napoli con le sue eterne e mistico luce. I pastori vengono vestiti con sontuosi abiti, i quali, per il presepe di corte, vengono confezionati dalla stessa regina, Maria Amalia. Re Carlo chiama importanti orafi ai quali commissiona e fa realizzare minuscoli oggetti d'oro e pietre preziose, collane, orecchini, anelli, borchie, che vanno ad adornare le statuette e che costituiscono un vanto dell'arte orafa mondiale. Agli orafi si aggiungono maestri artigiani quali fabbri, lavoratori del pellame, armaiuoli, liutai, i quali costruiranno per il presepe di Sua Maestà chitarre e mandolini di minuscole dimensioni, piatti, otri, giarre, gualdrappe, cinture e selle finemente lavorate, pettini, pettinini e pettinesse incastrate su strass brillanti, sciabole ed alabarde verosimili al massimo. Senza contare quegli artisti che con la cera modellarono autentici capolavori, ceste di carciofi, piccoli caciocavalli, frutta ed ortaggi vari, inserte di pummarole e tanto altro, tutto l'altro che veniva prodotto nella Campania Felix. Intorno all'ercolanese tempio, il Settecento napoletano rivive tutto il suo splendore scenico e, come su una teatrale passerella, sfilano in bella mostra tipi e figure che animano i vicoli e piazze della capitale. La Castagnara, la Zingara, il Pezzente, lo Storpio, il Paglietta, il Capraro, l'Oste, il Macellaio, la Lavannara. E tutti danno vita ad una plastica e muta commedia o alla trama di un romanzo d'appendice firmati da Edoardo Scarpetta o da Francesco Mastriani. Numerosi furono gli artisti che si cimentarono in quest'arte eterogenea e singolare, unica al mondo. Tra questi Giuseppe Sammartino, il quale all'opera di fine scultore aggiunse quella di sensibile e paterno maestro, tramandando ai suoi numerosi allievi non solo la sua arte scultorea, ma anche il gusto demenziale e teatrale di fondere senza offendere sacro e profano, passato e presente. Ed è proprio da questi allievi che discendono i maestri pastorai che ancora oggi operano in San Gregorio Armeno, i quali,
attualizzando la settecentesca filosofia, inseriscono nel presepe del 2000 Edoardo, Totò, Taranto, Massimo Troisi ed i pastori di Mani Pulite. Ed eccolo il nostro presepe, quel presepe napoletano unico al mondo, nel quale non ci sono più oasi, palmeti e minareti, ma fondaci, vicoli e vicarielli, dove vivono gomito a gomito il ricco signorotto e il povero pezzente, la zingara e il paglietta, i musici venuti dall'Oriente e l'ingenuo Benino. Un mondo scaturito dalla fantasia, ma che forse è proprio il mondo che voleva il buon Dio. Il presepe, isola di cartapesta e di cartone, cascate di stagnola, fiumi fatti con cocci di vetri colorati, case a picco su valli fatte di sughero antico e pitturato, e poi i pastori, statuette di creta inamovibili, statici, ma che vanno negli antichi sentieri della fantasia verso una grotta costruita con il giornale dell'altro ieri, stropicciata a mestiere e spruzzata di colori che vanno dal giallo del tufo al verdastro grigio delle rocce. E lì, nella grotta, altre statuette, silenziose, ma che ci parlano di un mistico mistero, un evento di un Dio fattosi uomo per vivere, soffrire e poi morire, quale olocausto per la gente di buona volontà. I presepi, quelli di immenso valore e quelli costruiti con i valori del cuore. I pastori, quelli scolpiti da grandi scultori e quelli comperati sulle bancarelle di San Gregorio Armeno. Eccoli i presepi, castelli costruiti sulla sabbia, ma una sabbia speciale, compatta, più del granito, perché in essa si sono fuse le speranze, la fede, l'amore per la gente e la certezza che un giorno verrà un Natale che vedrà gli uomini uniti senza alcuna distinzione, proprio come se di un presepe.
Il presepe, i pastori, il Natale hanno ispirato non solo scultori ed artigiani di grande valore, ma anche musici e poeti. Di Giacomo, Ferdinando Russo, Libero Bobbio, Agnello Costagliò, Ferdinando Albano, Armando Gili. Presi, buon Natale. Penso in che il bambaniello, fatta somma, e tale e quale con mallato crucicilla, dopo mulle sciallarate, senza fa male a nessuno, sacotata e maltrattata, grocio in e da per me. Mia cara madre, stava trasi Natale, ai figli miei, facendo presepio, facendo ogni sera da vigilia, come si inizia a voi, stesse pure. È Natale e ogni famiglia o presepio ha preparato. Dopo la taglia del bambiniello nasce santa e poverina. Se il nanico è giunta questo, c'è sto voglio e la tenere, che le stanno calore a sto santo bambiniello. L'angiolino attorno a questo, che stampegna e caramella, danno annunciato a tutta la gente questa sacra novella. E più ricco che l'incendio, si è scordato per il stesso, per sentire questo compagnello e sto santo bambiniello. La preghiera e la ricchezza che unisce a tutti quanti, è dolce, lo Padre Santo, dona risa a tutti quanti. E tanti, tanti altri ancora, fino ad arrivare ad Edoardo con la sua mirabile Natale in casa Copione, nella quale i pasti della corte borbonica lasciano lo spazio alle modeste case del dignitoso popolo di Vicoli, il quale, ancora oggi, corre ad applaudire la cantata dei pastori, uno spettacolo recitato quasi sempre da attori presi dal popolo. Chi si occupa più? Me l'ha dato un amico, un prefissore. Si titola La cantata dei pastori. Tu stai benissimo e io sono Belfegor. La Vergine Maria sarà mia sorella, la figlia di Arturo o Parolare. E San Giuseppe lo fai tu, Totò. Se manca solo di da fare azzurro, ma tenga un amico che lo può fare. Mentre Sidonio e Armenia, eccoli qua. Luciella lo fa Pascale Lugliarare e Gabriele e figlio di Rosinella. Mi scordavo il diavolo e l'inferno. Pluto, Asmodea, Astarotte e Belzebù. Fammi una corsa alla taverna, che lo puntò una strada della conocchia, e portami 3 o 4 figli in rocchia. La compagnia è completa. Facciamo prove e andiamo a recitare. Questo è il presepe napoletano, quasi uguale e preciso alla città. Un pianeta a parte dove convivono sacro e profano, ricchezza e miseria, dolore e allegria. E dove alle 1000 mute voci dei pastori fa eco una voce malinconica e struggente che dice: «Oggi sto tanta all'era, che quasi quasi, ma te sa chiagnera».